24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La vendemmia 2011 in Veneto ha confermato i livelli produttivi degli ultimi anni, con una produzione dichiarata di 11,2 milioni di quintali di uva. Considerando anche l'uva importata da altre regioni italiane, il Veneto ha raggiunto una produzione pari a 9,5 milioni di ettolitri di vino, per il 41,8% marchiato con la denominazione di origine, mentre il 41,1% con l'indicazione geografica. Dal confronto dello schedario viticolo di febbraio 2008 con quello di febbraio 2012 si nota come a distanza di 4 anni la superficie a vigneto rilevata in Veneto è aumentata del 4,3%, salendo da 71.000 a 74.000 ettari. L'incremento più consistente è avvenuto in provincia di Treviso, più 9,3%. Vicenza conferma l'estensione del proprio vigneto, più 0,1%. Verona e Venezia registrano aumenti contenuti, più 3,8% e più 3,6%, e Padova subisce una contrazione piuttosto significativa, meno 9%. La Regione Veneto, in collaborazione con Union Camere del Veneto e la Camera di Commercio di Verona, ha organizzato presso la sede dell'Associazione Camerale Scaligera di Corso Portonuova un convegno dal titolo La logistica quale nuovo settore strategico europeo, il contributo del progetto Transitex. Transitex interessa le aree geografiche dell'Italia, Austria, Germania e Slovenia. Il progetto, di cui Union Camera del Veneto e Regione Veneto sono partner, intende sviluppare un sistema di trasporto sostenibile e una serie di soluzioni intermodali per lo spostamento delle merci. All'interno è in transito nell'area alpina, al fine di identificare i benefici ambientali ed economici per il territorio veneto e le sue imprese. Il giorno dopo il corteo delle scope fanno eco i proclami lanciati dal palco della fiera di Bergamo. La Lega non guarda in faccia a nessuno, chiosa l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni. Apprezziamo il gesto di Renzo Bossi che si è dimesso e giovedì prossimo Belsito sarà espulso. Dall'altra parte c'è chi, lasciato il vertice del partito, chiede scusa. Aveva ragione Berlusconi che li ha mandati a studiare all'estero, dichiara il senatore Umberto Bossi. Chi porta il mio cognome ha fatto danni, scusatemi. E mentre la Lega raccoglie i cocci ed è pronta a ripartire, rispunta lo spirito indipendentista dei veneti. Solo l'indipendenza per ambire a ciò che ci meritiamo, dichiarano gli esponenti di Veneto Stato, partito politico fondato a settembre 2010 dalla fusione di più entità, principalmente il movimento I Veneti e il Partito Nazional Veneto, un'organizzazione che si basa su gruppi territoriali che condividono l'obiettivo dell'indipendenza. La Lega è stato un ottimo raccoglitore di proteste, di urla di disperazione, di rivendicazioni, di richieste da parte dei veneti che sono state disattese, sono state convogliate appunto un enorme ammortizzatore. Nel frattempo la Lega ci regalava il Giro della Padania, Miss Padania, lo stipendio per il Trota e qualche mobile di qualche ministero romano portato a Monza. Nel frattempo, nello stesso momento, in Veneto continuano i suicidi degli imprenditori, le famiglie non arrivano a fine mese e appunto per questo Veneto Stato sta portando avanti questo progetto che più che un progetto è diventata una scelta inevitabile ed è in via di attuazione, cioè l'indipendenza del Veneto dall'Italia. È stato firmato ieri a Venezia il protocollo d'intesa operativo 2012-2014 sulle adozioni nazionali e internazionali tra l'assessore regionale ai servizi sociali Remo Sernagiotto, gli enti autorizzati, i direttori generali delle ULSS e per la prima volta con il pubblico tutore dei minori e l'ufficio scolastico regionale. Con la sottoscrizione di quest'atto, ha sottolineato l'assessore, rafforziamo e raggiorniamo gli obiettivi della rete del sistema Veneto Adozioni, già attivo da anni nel territorio regionale e tra i più validi d'Italia. Ricordo che dal 2000 al 2011 in Veneto sono stati adottati 3.476 minori, di cui 324 nel 2011. La collaborazione tra gli enti sottoscrittori e con il mondo della scuola permette di garantire accompagnamento e servizi di vicinanza alle famiglie e ai bambini adottivi. Con
collegare il centro storico di Padova alle due tangenziali Corso Irlanda e Corso Australia poste ai lati est ed ovest della città. A rispondere a queste esigenze è l'asse chiamato Arco di Giano, che correrà in parallelo alla linea ferroviaria, un'opera attesa da tempo dai cittadini, che sarà realizzata in soli 120 giorni. È un ampliamento, della nuova infrastruttura esistente con una nuova rotatoria e sarà un collegamento che la città attende da tanto tempo. Partiremo i primi di luglio e conteremo di realizzarla in 120 giorni, quindi tempi molto rapidi. Siamo proprio su quella bretella che tutti hanno visto per qualche anno chiusa da delle strutture in plastica che impediscono l'accesso, perché appunto non si connette a niente questa bretella, che apparteneva appunto ad un appalto diverso, quello con cui abbiamo realizzato il ponte di Padova Est, Ponte Darwin. Toglierà completamente il traffico di attraversamento, quello veloce, quello che non si ferma nelle zone di San Lazzaro e della Stanga, ma va a raggiungere altre zone della città, ripristinando il doppio senso come una volta in strada San Marco, e quindi rendendo la viabilità di San Lazzaro finalmente adeguata ad un ambiente rionale dove la vita non è così frenetica come invece in zone della città dove è necessario arrivare velocemente. Nuove idee e lavoro per i giovani. Il gruppo PAM ha deciso di assumere studenti in 130 negozi la domenica e nelle città c'è chi si improvvisa guida turistica. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.